Quella del sabato di Carnevale in laguna è da sempre la sua notte magica, quella del ballo del Doge. Per quest'anno solo un inviato, non annullato, ci racconta Antonia Sauter, di ritorno dal suo grande successo di Cortina. Io e il mio team ogni giorno ci dedichiamo al progetto del Ballo del Doge, che quest'anno è sospeso, ma non annullato. Sarebbe dovuto andare in scena il 13 febbraio, nella notte che prelude il giorno dedicato all'amore, Amor Opus Magnum, ovvero l'amore è la grande ricchezza. La progettualità della stilista e ideatrice di eventi è, come sempre, molto ricca. Io sono costantemente a progettare. La reclusione forzata della pandemia mi ha permesso di dedicare molto tempo alla progettualità. In Anima Regina, per esempio, è un mio sogno nel cassetto, che coltivo da qualche anno e sono riuscita a strutturarlo proprio in quest'ultimo periodo. L'ultimo anno però è stato davvero difficile per tutti coloro che fanno della loro arte e degli eventi il proprio lavoro quotidiano. Tutti coloro che gravitano intorno al teatro, alla lirica, ai concerti, all'organizzazione di eventi come nel mio caso, dall'inizio della pandemia sono rimasti senza lavoro e soprattutto senza tutele. Non siamo fatti solo di bisogni primari, ma la nostra anima si nutre di emozioni, di cultura, arte, di esperienze vissute. E sulla proposta di un prossimo carnevale d'estate, già a giugno o luglio 2021, commenta così. Potrebbe senz'altro essere una buona idea.